Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Emergenza roghi in Sicilia, 11 gli incendi non ancora spenti, in azione vigili del fuoco, forestale e protezione civile, diverse le abitazioni evacuate a Termini Imerese. Fiamme anche nel Messinese, la situazione più critica a Villafranca dove sono state chiuse le scuole. Il ministro della protezione civile Nello Musumeci, il futuro per prevenire gli incendi sono i droni e i Canadair prodotti in Italia. Lezioni in classe agli studenti per il corretto utilizzo del 112, il numero unico per le emergenze. Indispensabile, ma attenzione, il 60% delle chiamate non sono reali necessità. I migranti sono gli eroi dei nostri giorni, è la lezione di Matteo Garrone, il regista candidato all'Oscar per il film Io Capitano. Calcio, il Catania si prepara alla sfida contro il Taranto, Tabbiani alle prese con infortuni e squalifiche. Stasera Messina in campo a Picerno nell'anticipo della 9ª giornata. Ben trovati a Sicilia 24, in apertura l'emergenza incendi in Sicilia. Grave la situazione a Termini Imerese nel Palermitano dove alcune famiglie hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Incendi anche a Cefalù, il sindaco punta il dito sui piromani. Sono, ha detto, come i terroristi. Marco Gullà. La Sicilia torna a bruciare con decine di incendi appiccati nella notte nelle province di Messina, Palermo e Trapani. La situazione più grave al momento è a Termini Imerese, nel Palermitano, dove 8 famiglie sono state evacuate dalle loro case con il fronte delle fiamme a pochi metri. Chiuso per alcune ore, poi riaperto un tratto dell'autostrada Palermo-Catania all'altezza dello svincolo di Trabbia. Le fiamme vengono alimentate dal vento di scirocco. Ettari di macchia mediterranea sono stati ridotti in cenere. In azione sono entrati i vigili del fuoco, la forestale, la protezione civile. Altri incendi si registrano tra Gibilmanna e Castelbuono, ma anche Trabbia e poi sempre nel territorio di Cefalù. Il sindaco per precauzione ha disposto la chiusura delle scuole e sugli incendi che hanno interessato il suo territorio dice: i piromani sono dei terroristi, vergognoso quello che sta succedendo. Non sono un inquirente, non posso avere certezze, ma credo che ci sia ancora una volta la mano dell'uomo dietro i roghi, ha detto invece la sindaca di Termini Imerese Maria Terranova. A quanto pare sono stati trovati diversi inneschi. Qui siamo invece a Monreale, quello che vedete alle mie spalle è un vasto incendio che in questo momento sta interessando alcune zone proprio della frazione del comune in provincia di Palermo. Ci sono le fiamme che in questo momento stanno anche lambendo alcune abitazioni. La regione ha dovuto richiamare 1600 forestali in servizio per far fronte all'emergenza incendi. Per tutta la giornata di oggi permarrà l'allerta rossa. Grande apprensione per i diversi roghi anche nella zona tirrenica del Messinese. Le fiamme sono alimentate dal vento di scirocco. La situazione più critica a Villafranca, dove sono state chiuse le scuole. Ripercussioni anche sul traffico per l'autostrada 20, rimasta chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni. Francesco Triolo. Provincia tirrenica messinese avvolta dalle fiamme dalla scorsa notte e per tutta la mattinata. Paura e preoccupazione per una situazione definita gravissima dalla stessa amministrazione comunale di Villafranca Tirrena, costretta a chiudere scuole, asili e strutture sociali. Le fiamme sono divampate nella serata di ieri nella zona di Calvaruso a Villafranca e poi alimentate dal vento di scirocco con il fuoco che sino all'alba ha lambito le 2 carreggiate dell'autostrada, tanto che la polizia stradale e il CAS hanno deciso di chiudere anche la 20 con obbligo di uscita a Rometta per chi arrivava da Palermo e allo svincolo di Giostra per chi proveniva invece da Messina. La riapertura in entrambe le direzioni è avvenuta soltanto a metà mattinata. Situazione difficile in pieno centro abitato dove molti abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Danni si segnalano a case, strutture e molte auto che si trovavano parcheggiate ai margini delle strade sono state avvolte dal fuoco. Attivi dalla mattinata di oggi 2 Canadair, uno su Villafranca, l'altro su Gioiosa Marea. Oltre che a Villafranca Tirrena, le fiamme hanno interessato i comuni di Saponara, Sant'Agata di Militello, Tortorici, Capodorlando, San Piero Patti, Meri e Milazzo, dove stanno operando 67 vigili del fuoco con 22 mezzi. Potenziato il dispositivo di soccorso con il raddoppio dei turni, mobilitati i rinforzi dei comandi di Catania, Enna e Siracusa. Oltre ai vigili del fuoco, al lavoro anche le squadre del Corpo Forestale e di volontari attivati dalla Protezione Civile regionale con il supporto di autobotti del Comune di Messina.
La prefettura di Messina intanto ha attivato l'unità di crisi e convocato il centro coordinamento soccorsi per l'assistenza alla popolazione. E nel giorno in cui ritorna l'emergenza incendi, i carabinieri hanno arrestato un dipendente del comune di Librizzi con le mansioni addette all'acquedotto e operaio manutentore, accusato di tentato incendio boschivo, incastrato dalle immagini di una videocamera di sorveglianza. Dal filmato emerge come lo scorso 17 settembre il conducente di una BMW nera allungava il braccio dal finestrino lato guida e lanciava verso la vegetazione un innesco costituito da una piccola palla appallottolata di colore bianco infuocata, a conferma che spesso l'origine delle fiamme è dolosa e dietro questi incendi c'è la mano dell'uomo. E sull'emergenza incendi in Sicilia abbiamo sentito il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che ha detto che il rischio zero non esiste, ma dobbiamo provare a mitigare il futuro. Sono i droni e i Canadair prodotti in Italia. Sentiamolo. Sugli incendi boschivi l'Unione Europea sta lavorando per avviare nuove strategie in sintonia con gli Stati membri. Bisogna da un lato fare ricorso a strumenti sempre più sofisticati. I droni oggi sembrano essere i più efficaci per controllare dall'alto l'attività dell'uomo, della persona per bene, ma anche dell'incendiario. E dall'altro lato serve una cultura del rischio che va diffusa fra i cittadini, perché molto spesso gli incendi, oltre ad essere di origine dolosa, sono dovuti anche all'incuria, alla negligenza di chi dovrebbe creare viali tagliafuoco e non lo fa. Ci stiamo occupando a Roma di consolidare la flotta dei mezzi aerei, i cosiddetti Canadair. Non si fabbricano più ormai da decenni e stiamo tentando di trovare in Italia un'azienda e un capitale italiano che consenta di riprendere la produzione di aerei anfibi. WWF dice, e questo vale per tutta l'Italia, che si spende molto di più nello spegnimento che nella prevenzione. Il WWF dice quello che tutti diciamo. In Italia si ha più propensione a ricostruire dopo il danno che a prevenire il danno. È una cultura antica e consolidata, contro la quale tutti dobbiamo lavorare. Il caldo e il vento di scirocco stanno favorendo gli incendi, ma cosa pensa la scienza dei cambiamenti climatici in corso? Per il professore Mulder dell'Università di Catania tocca all'uomo adattarsi, mettendo in pratica buone pratiche, cambiare stile di vita e dialogo tra i paesi per guardare con ottimismo al futuro. Lo ha sentito per noi Lorena Dolci. A un climatologo chiediamo: i cambiamenti climatici esistono davvero o è solo allarmismo? Allora, esistono, però sono anche un fenomeno relativamente naturale, ci sono sempre stati, è solo che l'entità e la frequenza e la rapidità con la quale questi stanno avvenendo non si è riscontrata precedentemente. Se quest'orso polare potesse parlare, ci racconterebbe come cambia il suo habitat nelle calotte artiche sempre più sottili. La natura in qualche modo però si adatta. Gli umani invece faticano ad adattarsi ai cambiamenti climatici in corso. Nel Museo di Zoologia dell'Università di Catania, il professore Mulder ci spiega in quale direzione dovrebbero andare gli sforzi per fronteggiare le emergenze quotidiane. Noi come specie umana siamo assolutamente poco propensi a cambiare il nostro stile di vita. Molte cose possono essere risolte con facilità cambiando il nostro stile di vita. Ai suoi studenti di ecologia il professore spiega anche le direttive dell'Unione Europea, che chiede di rispettare il 30% di aree verdi e marine protette, che servono più alberi in città, servizi pubblici efficienti, limitare gli sprechi d'acqua, rendere termicamente isolati gli edifici. Solo così il futuro può apparire meno nero. Io sono ottimista perché se penso come tutti vedevano la situazione delle piogge acide, disastrosa negli anni '80, poi di punto in bianco il problema si risolse. Perché? Perché cade la cortina di ferro. Nel momento stesso che c'è dialogo e si può discutere con diversi stati di problemi che riguardano noi tutti, allora le cose sono risolvibili.
Il 112, numero unico per le emergenze, un progetto regionale, insegnerà agli alunni di tutte le scuole come e quando utilizzarlo. Saranno gli studenti a portare in famiglia il messaggio più corretto per evitare le telefonate inutili ed intasare i centralini. Il 60% delle chiamate infatti non sono reali necessità. Roberta Lunghi. Pronto? Buongiorno, il numero unico emergenza, prego mi dica. Ok, abbiamo un civico in strada, dove siamo? Ok, resti in linea un attimo. E il numero unico di emergenza è solo il 112. Dal cuore di questa centrale operativa regionale ospitata all'interno dell'ospedale Cannizzaro di Catania, gli operatori lavorano per gestire il primo approccio con chi chiede aiuto. Una volta abbiamo preso tutti questi dati che sono utili per la centrale di secondo livello, trasferiamo la scheda insieme alla fonia alla centrale di competenza. Quali sono in realtà poi le diramazioni dell'emergenza? Carabinieri, polizia, anche vigili del fuoco? Esatto, noi abbiamo tutti i numeri di emergenza, quindi dai vigili del fuoco alle forze dell'ordine all'emergenza sanitaria, anche la guardia costiera. Ma cos'è realmente un'emergenza e cosa non lo è? Tutto quello che succede nei minuti precedenti la chiamata allora rappresenta ancora un'emergenza o eventualmente una potenziale emergenza. Il 60% delle chiamate non è reale emergenza, con una buona percentuale di scherzi telefonici. Imparare a usare il servizio si può e per la SEUS si parte dai bambini con un progetto nelle scuole. Chiunque può fare la differenza, chiunque deve avere la consapevolezza in famiglia, tra gli amici, che può attivare i soccorsi ed è questo il fine, perché noi pensiamo proprio di partire dai più giovani, da quella che è la società del presente e del futuro. È un progetto importante perché si rivolge ai bambini, alle scuole, ai ragazzini, è un avvicinamento alle istituzioni. E devo dire che comunque ho avuto già un feedback con le scuole e devo dire che sono il miglior veicolo per poter dare e dimostrare cosa serve il numero dell'emergenza, soprattutto come fare una chiamata all'emergenza, quali sono le parole chiavi. Bastano 30 secondi. Quali sono le parole chiave? Sapere semplicemente come ti chiami, dove ti trovi e il numero civico, noi sappiamo perché lo localizziamo. La campagna partirà dal mese di novembre in tutte le scuole dell'isola, con in mano uno strumento utilissimo e molto amico delle nuove generazioni, un'applicazione da smartphone proprio del 112, un ausilio fondamentale anche quando una telefonata sarebbe troppo difficile da fare e quando il premere un solo pulsante potrebbe salvare la vita. Scuola e trasporti, il CUB scende in piazza per rivendicare i diritti dei lavoratori. In mattinata a Catania sit-in e incontro in assessorato per sollecitare interventi su classi pollaio e sicurezza. Tonino De Mana. Scuola, trasporti, servizi ospedalieri, ma anche rivendicazioni salariali e richieste di adeguamento delle pensioni al costo della vita. C'erano un po' tutti questa mattina sotto l'assessorato comunale ai servizi sociali di Catania per chiedere l'intervento delle istituzioni, specie per quanto riguarda gli alunni diversamente abili che si trovano senza sostegni adeguati. Del resto, un solo operatore per 10 studenti non può garantire né studio né assistenza. Trovo inammissibile che ancora ad oggi, a distanza di 30 anni, io mi ritrovo in una classe ad assistere 10 disabili con una sola persona, quando la legge prevede che il rapporto sia 1:1. Non solo non abbiamo questo, abbiamo avuto la riduzione delle ore e oltretutto ancora aspettiamo un contratto, un'internalizzazione. Al grido di internalizzazione, dopo un breve volantinaggio che elencava i tanti problemi irrisolti, i rappresentanti del CUB, guidati da Francesco Tomasello, hanno dato vita ad un breve corteo in via Dusmet per poi recarsi in assessorato. No ai contratti farlocchi, sia alle internalizzazioni del personale della scuola, dei servizi scolastici al personale ospedaliero. Perché è chiaro che i soldi ci stanno, noi chiederemo agli enti locali, chiederemo al provveditore agli studi di procedere all'anagrafe scolastica e socioassistenziale ospedaliera per vedere quanti precari, dopodiché va aperta una battaglia sull'internalizzazione. L'incontro, breve ma proficuo, con un funzionario dei servizi sociali del comune che ha ascoltato lavoratori e sindacati, è stato riaggiornato dopo ampie rassicurazioni sull'emergenza delle classi pollaio, sulla sicurezza e sui carichi di lavoro delle assistenti scolastiche.
Avete interrogativi, proposte o anche proteste da far arrivare all'amministrazione comunale di Catania? Oggi alle 14.30 Sicilia 24 Focus su Telecolor ospiterà in diretta il sindaco di Catania Enrico Trantino. Inviate le vostre domande alla nostra mail sicilia24focus@telecolor.it. Trantino a partire da oggi e ogni venerdì vi risponderà. L'appuntamento, ve lo ricordo, è subito dopo questo telegiornale alle 14.30 con il sindaco di Catania. E adesso parliamo del Trauma Center e del reparto di ortopedia dell'ospedale Villa Sofia di Palermo che non chiuderanno. Parte il nuovo piano di emergenza della regione, ma sarà necessario uno stop ai ricoveri e alle accettazioni di pronto soccorso. Uno stop che durerà una settimana circa. Palermo e provincia non sono infatti in grado di affrontare l'emergenza per carenza di personale e attrezzatura per gestire i traumatizzati. Maglio Viola. Scongiurata la chiusura del reparto di ortopedia e del Trauma Center degli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo. La soluzione è stata trovata al termine di una riunione che si è svolta nella sede dell'assessorato regionale alla salute. Il piano d'emergenza prevede che a Villa Sofia siano provvisoriamente assegnati 5 nuovi medici, di cui 4 provenienti dall'ASP 6 e 1 dal Policlinico di Palermo. In più saranno aperti 13 nuovi posti letto di ortopedia su tutto il territorio provinciale, di cui 4 presso la struttura dell'ASP, 4 al Civico e 5 al Policlinico. Fino a giovedì prossimo, 26 ottobre, Villa Sofia però non accoglierà le urgenze ortopediche che attraverso il 118 saranno dirottate invece all'ospedale civico. Nel caso in cui un paziente dovesse ugualmente recarsi autonomamente presso il pronto soccorso di Villa Sofia, grazie all'accordo siglato con la Croce Rossa, sarà attivato un trasferimento verso altre strutture anche private convenzionate. Nei giorni scorsi negli ambulatori ortopedici erano comparsi cartelli che annunciavano lo stop alle visite per assenza di medici. Il piano messo in atto adesso è comunque provvisorio. Una soluzione che non convince ma che serve ad affrontare l'emergenza. Sul fronte ortopedico Palermo ha più di una difficoltà. Al Policlinico ad esempio scarseggiano i lettini attrezzati per gli interventi con trazione necessari ad esempio appunto nelle fratture del femore. Più in generale mancano i medici per far funzionare tutte le strutture e far fronte alle richieste traumatologiche che piovono quotidianamente in città e in provincia. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci alla pagina degli spettacoli. Io capitano di Matteo Garrone è il candidato italiano ai premi Oscar 2024. Per il regista i migranti oggi sono gli eroi contemporanei, il loro viaggio è la nuova Odissea. Abbiamo incontrato il regista a Catania dove ha vissuto il giovane migrante che ha ispirato il film. Eva Spampinato. Chi sono i migranti raccontati da te? Loro sono i veri portatori dell'epica contemporanea oggi. Ed eccoli qui alcuni di quei migranti che Matteo Garrone definisce portatori della nuova epica contemporanea. Il loro viaggio è la nuova Odissea, un viaggio raccontato da Garrone nel film Io capitano, candidato italiano a miglior film straniero per gli Oscar 2024. Giovani che inseguono il sogno di venire qua e che devono combattere, rischiare la propria vita per cercare di sfuggire a un sistema ingiusto. Ieri sera il regista romano ha incontrato il pubblico catanese al Cinema Ariston. La standing ovation è stata spontanea. Un documento inquietante in qualche modo perché mostra la realtà, quello che avviene ancora prima che queste persone, questi giovani arrivino a Lampedusa. Ma secondo lei l'Italia, l'Europa ha ben chiara l'idea di questa realtà? Ma questa è una domanda che devi fare all'Italia e all'Europa e quello che noi abbiamo cercato di raccontare riguardo a questo è il fatto che dietro tutti questi numeri ci sono delle persone e dietro queste persone ci sono delle famiglie, ci sono dei desideri riconoscibili da chiunque. Il film sta andando moltissimo nelle scuole, quindi mi capita spesso di incontrare giovani loro coetanei, prendono coscienza del fatto di avere già il privilegio di potersi muovere liberamente. In collegamento anche Fofanà, il giovane guineano che ha ispirato la pellicola. Era ospite della Casa Famiglia Prospettiva qui a Catania. Glauco, che Garrone saluta con affetto, raccontò la sua storia al regista e il resto è un film. Questo ragazzo che ha 15 anni
ha affrontato un viaggio senza aver mai portato una barca e ha salvato 250 migranti e poi è stato messo in carcere, per questo gesto eroico è stato messo in carcere. E adesso c'è odor di Oscar. C'è un odorino, sì. Breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio. Catania a grandi passi verso la partita contro il Taranto di domenica pomeriggio, una sfida delicata che Tabbiani dovrà affrontare risolvendo alcuni dubbi di formazione a causa di infortuni e squalifiche. Francesco Triolo. C'è da superare un momento difficile, di dubbi e perplessità, di risultati che mancano e di fiducia da recuperare. La partita col Taranto può quindi rappresentare un crocevia per il Catania, non una novità nella storia rossa-azzurra quando si incontrano gli ionici, ma domenica la sfida è delicata e Luca Tabbiani, che ha incassato la fiducia del club, deve fare i conti anche con le notizie che arrivano dall'infermeria e con quanto ha stabilito il giudice sportivo. Tante assenze condite da qualche rientro in tutti i reparti. Tra i pali ad esempio è sicura la conferma di Betters vista l'indisponibilità di Livieri. Novità sono annunciate in difesa, dove mancherà lo squalificato Silvestri, fermato per una giornata dopo il rosso a Castellammare di Stabia. 2 le opzioni a disposizione di Tabbiani: far debuttare Lorenzini, centrale di ruolo sin qui mai schierato, o riportare Quaini nel reparto arretrato. In questo secondo caso, in mediana si aprirebbe il ballottaggio tra Ladinetti e Rizzo, rivistosi in campo nel corso della partita persa contro la capolista domenica scorsa. L'infortunio di Rocca e le condizioni non ottimali di Deli aprono le porte alla conferma di Zanellato con Zammarini sul versante opposto. In avanti probabile il ritorno al primo minuto di Bocic, che ha scontato i 2 turni di squalifica dopo l'espulsione di Caserta, al posto di Marsura con Di Carmine e Chiricò a completare il reparto, e Dubicas pronto ad entrare a gara in corso qualora le circostanze lo richiedessero. Tabbiani conta di poter inserire nella lista dei convocati anche Rapisarda e Chiarella, entrambi in fase di recupero. E la gara Catania-Avellino di domenica 29 ottobre è stata scelta per un appuntamento storico. Sarà infatti trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Trasferta in Basilicata per il Messina, impegnato stasera a Picerno. Giallorossi reduci dalla vittoria contro il Giuliano, ma con 3 assenti in formazione. Fischio d'inizio alle 20:45. Sergio Colosi. 2 scarti dell'Avellino fanno le fortune di Messina e Picerno, stasera avversari al Donato Curcio. Gli attaccanti Vincenzo Plesce e Jacopo Murano, rispettivamente 3 e 8 gol, hanno firmato l'inizio positivo delle 2 squadre e saranno tra i temi principali della sfida in Lucania. Ma non solo loro, perché il Messina, oltre al capocannoniere del girone, deve guardarsi dalla forza di una squadra costruita per i play-off, già raggiunti la scorsa stagione con un 6° posto. Anche la Cabala gira le spalle agli ospiti, ma i vincitori contro il Picerno nei 4 precedenti tra Basilicata e Sicilia, con 2 vittorie e altrettanti pareggi dei rossoblù. Succede a tutto per la legge dei grandi numeri, ogni tanto sfatare queste tradizioni, questo tabù, questa situazione di Cabala, come la vogliamo chiamare. Noi dobbiamo essere comunque consapevoli che abbiamo di fronte una grande squadra, una squadra che gioca a calcio insieme da 2 anni, che hanno aggiustato alcune cose con miglioramenti notevoli di qualità e che stanno giocando un buon calcio, che sono allenati anche secondo me anche da un ottimo allenatore, hanno una buona organizzazione. Dobbiamo essere bravi noi a mettere in difficoltà. Poi quello che sarà il risultato, scusate, non lo so, ma di sicuro cerco una bella prestazione, perché solo attraverso le prestazioni noi possiamo fare il risultato. Giallorossi con 3 assenti. La squalifica di una giornata di Pacciardi toglie a Modica la possibilità di inventarsi soluzioni alternative, ma all'infortunato Firenze si è aggiunto Lia. Ferrara e Polito in difesa, con possibilità anche per Salvo. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, vi lascio al focus di oggi che avrà come ospite il sindaco di Catania Enrico Trantino, che risponderà alle vostre sollecitazioni. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.